Intanto, saluti a tutti, benvenuti fino a pensare che è sabato e mangiare, mancare e la salute faina di ogni anno, poi bene a noi gustatori culturali, ma c'è tanti, come tinerà un nostro insato. Come dicevi, oggi presentato questo libro di Francesco Casula, che è conosce uno studioso, uno storico appassionato di questa lingua, di questa cultura sarda, una voce importante del suo panorama culturale nostro. Questa è l'ultima faina cosa sua dei tanti che ha già fatto, questa letteratura sarda, questa storia e questa cultura sarda. Questa è un'opera di importo. È un'opera di importo, voi tutti comprendete il bisogno che teniamo del libro che si torna a raccontare questa storia nostra, con i autori nostri e con i sconti nostri. I sardi teniamo grande bisogno di si tornare a accostare a questa storia nostra, poiché meta volta manco da conoscevo. E gli scrittori hanno fatto una parte in mano in questo dritto, con sardi cosa in solo. Questo è un libro che deve girare in scuola, come fino a logico, ma non scetti, e fino a un libro poi appassionato e poi studioso. Ma fino a poi che storia e letteratura sarda non tanti più mai. Poi come ti abbiamo rendi prima, tutto si deve tornare a accostare a questa storia nostra. E questa è una maniera bella e giusta di fare. Come ad ogni ricorda, ad ogni antologia, è fino a un sciopero. In questa ricorda due autori e non di due altri. Questa autori ha discerau, conforma a un criterio che ha discerau isso, dei buoni gustus e non curdos, e si dà dannai su voita di questo sciopero. Su mangiano di oggi è preno, è carico di ospiti. Dunque devo questionare sul spago che vai, di questa parte mia questi scelti a introdurre a presentare i ospiti e sportata. Incominciamo con Gianluca Scrocco, che è uno storico che è traballando all'Università di Castello e sarà un pacchetto presentare s'opera. Grazie a Gianluca. Grazie, buongiorno a tutti e grazie veramente per avermi invitato a questa presentazione. Ovviamente ringrazio tutte le persone che sono a questo tavolo e quelle che interverranno dopo, ma un ringraziamento speciale lo devo fare a Francesco Casula che mi ha chiesto, è stato così gentile di chiedermi di portare un piccolo contributo alla presentazione di questa sua antologia e io ho accettato molto volentieri. Anche perché io conoscevo Francesco Casula per le cose che ha scritto, penso per esempio alle biografie di importanti personaggi della Sardegna scritte in sardo tra l'altro, e che ho letto sempre con molto interesse. È capitato poi che all'Unione Sarda, dove mi capita di scrivere ogni tanto qualche recensione di libro, qualche intervento di tipo storico-culturale, ogni tanto appunto mi offrono una serie di volumi, mi propongono una serie di volumi da recensire e quando ho visto i due volumi di Francesco, me li sono presi subito e ho detto no, lo faccio io. Ho preso questa scelta per un motivo fondamentale, perché penso che quando si recensisce un libro, soprattutto un libro di questo tipo, il primo beneficiario deve essere appunto chi fa la recensione. E scorrendo l'indice, vedendo l'impianto dell'antologia, ho pensato, questo è un libro che prima di tutto farà del bene a me. Perché? Perché sapete che viviamo in un periodo molto particolare, in un frangente storico appunto peculiare, dove la conoscenza del patrimonio culturale identitario della nostra Sardegna rappresenta, a mio avviso, un elemento importante per avere una bussola per muoversi un po' meglio in questo mondo grande e difficile. Perché? Perché nel suo movimento che stiamo vivendo, che non è soltanto crisi economica,
ma è anche crisi di riferimenti politici e culturali. Riscoprire quelli che sono gli elementi nostri di sardi, al di là di come la pensiamo, diciamo, politicamente sulle questioni, insomma, che sono legate al nostro voto o alle nostre appartenenze, è veramente un elemento dirimente. Perché? Perché ci permette appunto di avere una guida e avere anche una consapevolezza. Per creare però questa consapevolezza ci vogliono gli strumenti e sicuramente conoscere, fare un percorso di conoscenza della letteratura, che significa appunto qua anche il titolo, scoperta della civiltà della Sardegna, significa riappropriarsi, diciamo, di radici che magari alcuni di noi credevano di avere soltanto in maniera recondita, nascosta, invece fanno parte della nostra essenza di sardi, anche quando ci rapportiamo con quella che è la cultura nazionale. Diciamo, già vedendo la copertina del primo volume ci sono rappresentati, insomma, 4 personaggi che chiaramente per uno storico sono molto cari, tra l'altro per uno storico dei partiti politici ancora di più, per uno storico della sinistra, quale io sono, ancora di più, perché abbiamo Peppino Meleu, poeta socialista, Antonio Gramsci, Grazia Deledda e Emilio Lussu. E diciamo che sono venuto a partire da queste 4 immagini, da questi 4 volti del primo volume dell'antologia, perché mi sono appunto sembrate rappresentative non soltanto, diciamo, della storia letteraria della Sardegna del Novecento. Questo non è un libro che parla soltanto della storia letteraria del Novecento, perché questo è un libro che ci fa fare un viaggio in tutta la letteratura sarda, dalle origini, quindi dall'età antica fino ai giorni nostri, fino agli ultimi autori. Però qua ci sono 4 personaggi nel primo volume che, diciamo, sono noti, forse sono più noti rispetto a quelli della partita del secondo volume, che però sono noti, ma a mio avviso non come dovrebbero, o quantomeno noi ci dobbiamo chiedere quanto di questi personaggi sappiamo non soltanto come sardi, ma anche come appunto cittadini che vivono nel mondo. E allora ecco che lo strumento antologia, da questo punto di vista, che ci offre Francesco Casula è importante, perché ci dà innanzitutto il racconto, diciamo, della vita di queste persone, ci dà il testo, ci dà gli strumenti per analizzarlo, perché Francesco Casula, per ogni autore di cui analizza diciamo, la produzione, ci offre elementi per analizzare il testo, per contestualizzarlo nel contesto storico, ci offre poi degli elementi bibliografici per approfondire. Questa quindi è un'opera che qualsiasi autore voi prendiate, appunto da Peppino Meleu a Gramsci, a Sergio Azzeni, a Michele Columbu, eccetera, a Salvatore Nifoi, insomma, per arrivare ai più recenti, è un'opera aperta ed è anche suscitatrice di curiosità. E questo non soltanto per gli studenti o, diciamo, per chi a cui anche quest'opera si rivolge chiaramente, ma soprattutto per i cittadini, per i sardi, per darci quella possibilità di essere più consapevoli appunto di girare, di andare anche fuori dai nostri confini regionali, sapendo bene da dove veniamo. Ho detto prima che c'è una difficoltà chiaramente a conoscere gli autori della nostra letteratura, perché a scuola, diciamo, si tratta in maniera molto tangente, ma anche questo anche all'università. In quanto voi sapete che sia nella scuola che anche nell'istruzione universitaria, purtroppo oggi c'è la tendenza a diciamo così, privilegiare aspetti che sono riconducibili anche qui, diciamo, a una visione un po' economicistica della cultura. Il voto, il programma da terminare entro tot. All'università c'è questa cosa che secondo me è aberrante dei crediti, per cui appunto tot esami sono contabilizzati in maniera numerica, cioè in crediti formativi universitari, e si perde il valore, l'essenza di quello che si sta studiando.
cioè la capacità di avere degli strumenti che vanno al di là del risultato dell'interrogazione o dell'esame, ma proprio per acquisire quella consapevolezza alla cittadinanza democratica. Ed ecco che qui, da questo punto di vista, appunto, un libro come questo è importante perché ci dà la possibilità di soffermarci con più calma, pazienza, con un taglio che a me è piaciuto molto, perché è un taglio che chiaramente è alto, nel senso che chi ha scritto questo libro conosce benissimo gli autori che analizza, ci offre gli strumenti appunto per approfondirli, ma anche un intento, diciamo, di comunicazione divulgativa che secondo me è essenziale in questi tempi, perché senza questo tipo di taglio si rischia, diciamo, soprattutto per chi fa cultura, e a maggior ragione per chi fa cultura cercando di riscoprire le radici della propria identità, si rischia un po' di perdere l'obiettivo, cioè di confrontarsi con l'altro, col proprio concittadino, in questo caso concittadino isolano. Questa agilità del volume è qualcosa che appunto diventa strumento di conoscenza, di approfondimento, e secondo me anche in questo taglio globale che Francesco Casula ha voluto dare si dà anche uno strumento che a mio avviso appunto mancava, e che tutti possono appunto immediatamente fruire. Guardate che c'è una fame di cultura storica, letteraria della Sardegna che è incredibile, non soltanto a livello nazionale ma anche a livello europeo. Io a marzo sono stato a Venezia a un convegno, diciamo, di storici che si occupano in particolare dei temi del regionalismo e del nazionalismo, che però insomma organizzato dall'Università di Venezia, dove diciamo, c'erano, si chiamano così, vari panel, cioè le sessioni di discussione, e io sono stato invitato per fare, insomma, da discussant, si dice così, cioè per discutere con i presentatori delle relazioni su appunto un panel dedicato all'insularità, dove c'erano, per esempio, c'era un giovanissimo studioso di 27 anni della Normale di Pisa che ha fatto un'analisi di alcune opere, visto che insomma, è presente anche in questa letteratura, di Giuseppe Dessì, ed era un ragazzo di Vicenza. Ma nei giorni precedenti c'erano studiosi e studiose che venivano dalla Polonia, dall'Inghilterra, dalla Spagna, che presentavano degli interventi su autori, perché era un po' misto, c'era storia, letteratura, eccetera, c'era Gramsci, c'era Michela Murgia, c'era Michele Columbu. Io naturalmente lì mi sono veramente interrogato su quanto, e lo dicevano tra l'altro con un entusiasmo che mi colpì tanti, cioè facevano le loro relazioni con un entusiasmo che mi colpì molto. E nella discussione che chiaramente poi si è avuta al di là del convegno, loro appunto mi dicevano, ma insomma a noi piace tantissimo la vostra letteratura, la vostra storia, studiamo i testi, e mi chiedevano insomma, ma voi a livello, diciamo, proprio regionale, a livello anche di cittadini sardi, quanto siete in grado di conoscere? E io infatti ho fatto presente come c'è oggettivamente molta volontà, probabilmente ci sono pochi strumenti a livello, diciamo, diffuso, quindi il rischio è sempre che si arrivi a un livello di accademia che però appunto deve poi penetrare nella società. E ho pensato insomma a quel convegno quando ho letto il libro di Francesco e quando ho fatto la recensione. Voglio tra l'altro dire, avviandomi a chiudere, che la storia, la letteratura della Sardegna è importante, deve essere slegata da quelle che sono appunto le necessità impellenti del giudizio scolastico o dell'accademia universitaria, perché noi appunto nel frangente, in particolare nel frangente storico che stiamo vivendo, abbiamo continuamente un eterno ritorno a quelle che sono le tematiche che questi autori, sia quelli che scrivevano in lingua sarda, ma anche quelli che scrivevano in italiano, chiaramente si ponevano. Cioè il rapporto irrisolto, se vogliamo comunque la volontà di approfondire quella che è la nostra identità e il nostro essere sardi. Prendete per esempio un autore come, appunto, torno un attimo, Emilio Lussu, che è un personaggio che a me sta particolarmente caro, non fosse altro perché oggi nel 2014 celebriamo il centenario
dalla Grande Guerra, e su questa personalità complessa della nostra storia non abbiamo, insomma, ad eccezione del volume di Giuseppe Fiori, Il Cavaliere dell'Osso Mori, Giuseppe Fiori che è citato come autore di questa antologia in maniera molto appropriata, non abbiamo ancora una biografia di questo gigante del Novecento, non soltanto sardo, ma diciamo mondiale. I libri di Lussu, insomma, sono chiaramente in questo centenario della Grande Guerra, devono essere riscoperti. È un approccio certamente conoscitivo che può venire per esempio dalla lettura dei brani che di cui Francesco che riporta nel capitolo dedicato a Emilio Lussu, è certamente fondamentale e importante. Ecco qua il seme che un libro come questo riesce a trasmettere. Riportare per esempio la necessità di andare sui testi di Lussu, quelli sulla Grande Guerra, ma anche diciamo, i testi relativi al suo impegno antifascista, e anche a quello naturalmente regionalista e identitario. Guardate che poi alla fine noi ci portiamo dietro sempre questa necessità di tornare alle cose sarde, e ho citato anche, mi sembra anche qua riferimento a Lussu, perché io per esempio mi sono occupato della storia del Partito Socialista Italiano per la mia tesi di dottorato, e quando sapete insomma che Lussu ha avuto un ruolo importante negli anni del centro-sinistra, cioè, anche negli anni chiaramente dell'immediato della nascita della Repubblica, e negli anni insomma 40, 50, 60 e 70 nel PSI e poi nel PSU. La conoscenza di Lussu, quantomeno la voglia che avevo io di approfondire la figura di Lussu, mi portava, quando andavo in archivio, a cercare sempre, nella ricostruzione di questa storia del Partito Socialista, l'elemento che lo legava a Lussu e alla Sardegna. E c'è veramente tantissimo. Vedere appunto come si esplicitava la lotta politica della sinistra in Sardegna nei primi anni diciamo 50, tra la fine degli anni 40 e la fine degli anni 50. C'è tantissimo materiale archivistico appunto in diversi archivi dei partiti politici, dove si racconta, dove Lussu è protagonista, ma sono protagonisti chiaramente anche le persone che in Sardegna stavano a fianco a Lussu. E io l'ho riportato, e una delle osservazioni critiche che mi hanno fatto più piacere sul libro è stato questo, cioè la capacità di raccontare una storia generale senza però dimenticare anche la storia locale. E lo stesso ho fatto poi per esempio quando mi sono occupato di un altro personaggio della sinistra italiana come Antonio Giolitti, che però primo ministro del bilancio del primo governo Moro, che però è strettamente legato alla Sardegna. E infatti io da sardo sapevo, quando andavo a studiare la programmazione economica, di cui appunto Antonio Giolitti è stato insomma insieme a Riccardo Lombardi tra i principali esecutori, il mio essere sardo lì è emerso, perché quando sono andato in archivio, quando ho visto il carteggio alle carte di Antonio Giolitti, una delle prime cose che ho fatto è voglio vedere come Giolitti ha affrontato nella sua diciamo, elaborazione della programmazione economica il problema della rinascita della Sardegna. E lì sono andato a vedermi che Antonio Giolitti era uno che appunto aveva chiaramente i suoi contatti, i suoi rapporti nell'isola, conosceva bene quali erano i problemi legati alla possibile industrializzazione dell'isola, era interessato insomma a tutta la discussione sulla rinascita, aveva dei contatti frequenti con giovani insomma, esponenti politici del socialismo sardo, Peppino Catte, Giuseppe Ale di Orani, futuro storico contemporaneista della Normale di Pisa. Ecco quindi che insomma noi alla fine ce la portiamo dietro questa cosa, cioè il fatto che anche quando ci occupiamo di roba che magari apparentemente non ha dei riferimenti alla nostra isola, in realtà però il seme che c'è dentro di noi ci richiama e ci porta ad approfondire e a cercare il riferimento che tra l'altro ci dà anche degli spunti di analisi importanti. Ecco perché insomma da questo punto di vista due volumi come questi sono a mio avviso veramente un'opera che serviva perché capace nel momento in cui racconta la storia della letteratura e della civiltà della Sardegna di dare uno strumento quotidiano ad ognuno di noi
per cercare di andare a recuperare quelle radici che a volte perdiamo, ma che sono assolutamente indispensabili nel contesto diciamo di crisi e di perdita anche dei punti di riferimento che stiamo vivendo. Se voi pensate che negli anni 70 ci fu nella storia diciamo del recupero dell'identità e della questione sarda quello che è stato definito insomma da storici molto più importanti di me il revival etnico, cioè la necessità di andare a vedere, lì c'era già negli anni 70 la crisi dei partiti, di andare a vedere dell'elemento nazionalitario, regionalista, una possibile chiave di un nuovo modello di sviluppo, comunque di un nuovo modo di essere nella società e di vivere anche la democrazia. Ebbene, oggi nel 2014, quando diciamo, ormai ci trasciniamo dietro una incapacità che non è soltanto nostra, ma insomma della politica e di altri attori sociali, di darci le chiavi, di raccontare il presente, un presente che ci richiede di essere interpretato, perché se non sappiamo interpretarlo, poi la crisi economica, diciamo, dell'esistenza quotidiana la viviamo in prima persona. Ecco quindi che avere la possibilità a casa, in biblioteca, io nel recupero delle biblioteche insomma, come strumento di ricostruzione del vissuto democratico anche di una regione come questa ci credo molto, perché bisogna tornare a utilizzare le biblioteche come luogo di confronto fra cittadini, vivendo i libri. Ecco perché appunto insomma sono importanti, andrebbe fatto tutto un discorso che ci porterebbe molto lontano. Dicevo però, facendo vivere libri come questi, avendoli come strumento non soltanto di approfondimento culturale, ma proprio di strumento di approfondimento democratico e di conquista di una nuova consapevolezza, possiamo secondo me riscoprire e riavvivare anche le radici del nostro impegno e del nostro essere sardi, per essere in grado, conoscendo appunto la storia della letteratura sarda e della civiltà della nostra isola, di andare poi non soltanto di operare meglio nel nostro contesto regionale, ma di andare più consapevoli quando ci spostiamo appunto oltre il Tirreno, e anche, perché questo è l'elemento a cui vi voglio lasciare, secondo me assolutamente importante, anche quando andiamo a confrontarci, di questo abbiamo assolutamente bisogno, con gli altri che sono fuori dai confini della Sardegna e dell'Italia, cioè in Europa, ma non solo, anche nel contesto del Mediterraneo e anche fuori dal contesto europeo, dall'Asia all'Africa agli Stati Uniti. Qualche mese fa a Central Park a New York c'è stata un'installazione dedicata da un grande insomma, artista ad Antonio Gramsci. Per un mese a Central Park, nel cuore di New York, i cittadini hanno potuto fare cultura nel nome di un grande sardo, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, che è uno dei protagonisti di questa letteratura. Ecco perché, ecco qual è il significato dell'opera che Francesco Casula ci ha voluto dare e che credo dovrà continuare a vivere per molto, ma vissuta proprio in maniera fisica da tutti noi lettori, ma anche tutti noi cittadini della Sardegna. Grazie.